let me tell you something. History is being made here in Harlem, New York. This idea is something that our souls, our human souls, are hungering for that. And for that reason, I have embraced them as my friends. Nonostante tutto, oggi, paradossalmente, il mondo tende all'unità e quindi alla pace. È un segno dei tempi. Fortunately, Chiara has shown us the way. Today I understand her religion is only love. And this is why we can meet and dialogue. Only the person who has experienced God can do so. Encuentro exactamente lo que me dijo frente a la menorá. Esto es un pacto de buena voluntad, un pacto de fe, una forma de mirar el futuro. Ho avuto questa intuizione, come se Dio ci abbracciasse tutti insieme noi. Lì difatti è nata per la prima volta in me l'idea che noi avevamo a che fare anche con il dialogo interreligioso, e cioè con quelli di altre religioni. Ricordo l'attenzione di tutti mentre io parlavo di questa mia esperienza universale anche, e come alla fine i primi a venire a complimentarsi sono stati proprio loro, questi di altre religioni. Tanto da capire io, ma forse il nostro movimento è fatto anche per aver comunione con loro. Che cosa ci lega con tutti questi? Ci lega la cosiddetta regola d'oro. La regola d'oro, che è una frase del Vangelo, ma che è presente in tutti i migliori libri delle altre religioni, che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, cioè trattali bene, stai attento, amali. Allora io cristiana ti amo, tu musulmano mi ami, tu musulmano ami l'ebreo ti ama. Ecco che viene fuori la fratellanza universale, brani di fratellanza universale, che è una delle costruzioni del nostro movimento. Some books on Sikh religion. She transcended boundaries, but she was able to go beyond the nationalities, cross people at a real human level, to uplift everyone spiritually. I think that was her gift. È un dialogo che ha una sua precisa tecnica, il farsi uno, come noi diciamo, che non è solo un atteggiamento di apertura, di stima e di rispetto, è una pratica che esige il vuoto completo di sé per capire l'altro. È stato scritto che conoscere la religione dell'altro implica l'entrare nella pelle dell'altro, vedere il mondo come l'altro lo vede, penetrare nel senso che ha per l'altro, essere buddista, musulmano, eccetera. Il dialogo è veramente fruttuosissimo, perché noi ci mettiamo nel dialogo di fronte al nostro partner sullo stesso piano e vogliamo conoscere, e lui parla e noi intanto ci inculturiamo e capiamo e sappiamo anche come esprimere la nostra fede col linguaggio suo. Naturalmente questo nostro partner, sentendo tanto amore, sente la dignità propria e vorrebbe anche lui ascoltare qualche cosa, quindi chiede anche noi qualche cosa e noi esponiamo la nostra fede con tutta libertà, con quel rispettoso annuncio di cui parla il Papa, cioè un annuncio non per conquistare, non per far proseliti, ma un annuncio che rispetta l'altro. Ecco. Con ciò però nasce una fraternità. A più di 50 anni dall'inizio dell'esperienza del movimento dei focolari, che rappresento, si rinnova sempre la sorpresa di vedere come il sentiero spirituale sul quale Dio ci ha condotto si incrocia con tutte le altre vie spirituali e pur mantenendo una sua identità ci permette di incontrarci e comprenderci con le grandi tradizioni religiose dell'umanità.
Io penso che il nostro confine è senza confini e questo vorrebbe dire riuscire a dare un'anima alla globalizzazione. Ecco quindi la necessità di una fraternità universale da sollecitare un po' da tutte le parti e sento il mio compito finché vivo è anche il compito del nostro movimento. Ecco il piano di Dio sull'umanità, una sola famiglia con un solo padre realizzata, naturalmente insieme a tutti gli altri che lavorano per questo scopo.